Spiritus, et emites Spiritus, lucis Tuae radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordinum. È appena finita la celebrazione per questa giornata così importante, ricordiamo i festeggiamenti di Nostra Signora del Latte Dolce, Padre Paolo con noi, l'Arcivescovo, buongiorno. Una giornata sicuramente importante per i fedeli. Importante per Sassari perché nella sua marianità, tra le espressioni più belle della Beata Vergine c'è quella originalissima di Nostra Signora del Latte Dolce, oltre a quella del Madonna del Bosco, Santa Maria di Betlem, Nostra Signora delle Grazie, eccetera, come sappiamo, Santa Maria di Pisa. Ed è uno dei più belli epiteti anche attribuiti alla Madonna, quasi a dire quella invocazione della folla quando la Madonna seguiva Gesù e la gente che la vide dice: beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha nutrito. E Gesù che dice: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco, Maria è riconosciuta come che lei, madre di Gesù, a un certo punto, è anche nella bella lunetta della Nostra Signora del Latte Dolce, questa antichissima lunetta di almeno 8 secoli fa, rimanda a quello che è uno dei gesti più belli, più commoventi e teneri di ogni mamma, allattare il figlio. Maria, il latte di Maria ha allattato il figlio di Dio. Sant'Agostino dice della mamma Santa Monica che ha imparato la fede dal latte della mamma. Tutti noi abbiamo imparato la fede, i primi rudimenti della fede dal latte, diciamo, dal grembo di nostra madre. Bene, ho augurato ai salesiani, al comitato e ai fedeli del Latte Dolce, appunto, che si lasciano guidare dalla parola di Dio sempre, di essere fervidi apostoli del Signore di Maria anche di questo quartiere che tante vicissitudini ha avuto. Non sempre buona fama, come sappiamo, perché è stato trafficato fin dagli anni 70-80 appunto da un tipo di vita così, come sappiamo, sotto tante dipendenze. Allora ho augurato che davvero continui questa pace all'interno del quartiere, ma soprattutto vivibilità del quartiere, come già lo è in gran parte, perché ha splendide famiglie e perché anche questa processione che fra poco faranno è uno dei tributi più belli che con la festa del voto vengono dati alla Beata Vergine Maria. Quindi una festa di popolo, di gente semplice, di gente che ama immensamente la Madonna. E l'ama proprio nel segno di questo titolo antichissimo di salute dei malati, già che questa lunetta antichissima, questa icona fu trovata nel vecchio ospedaletto intitolato a San Leonardo. 8 secoli di storia per la chiesa che ospita per l'appunto poi la festa di Nostra Signora del Latte Dolce, però le faccio ora una domanda un po' più generica, perché cosa si sente di dire a tutte quelle persone che soffrono, a tutte quelle persone a cui stanno succedendo cose molto negative, soprattutto ultimamente? E soprattutto i giovani. Ai malati ho detto stasera che di sentirsi amati, prediletti dal Signore, associati alla sua stessa sofferenza, passione e morte, perché la ragione con cui affrontano la malattia nella fede, anche tante volte svantaggiosa per tanti aspetti e limiti ordinari, ecco, dica a tutti noi di non illuderci sulla vita presente, dica a tutti noi anche di sapere essere attenti anche a chi è svantaggiato, a chi non ha salute. Per quanto riguarda tutti i mali che stanno capitando, mi auguro che non ci veda noi coautori di certi mali o perché li abbiamo perpetrati o perché siamo irresponsabili. Stamattina parlavo della sicurezza nelle strade lì a Saccargia e ricordavo il tratto di strada Sassari-Olbia. Ci devono essere anche in qualche modo modalità di sicurezza che dipende dalla manutenzione delle strade, quindi da parte dello Stato, così come questa strada che sostiene un traffico nello scorrimento veloce tra i più alti d'Italia, della Bassa Italia soprattutto, ecco, avere garanzie che davvero sia sostenibile una percorrenza di 100 km Sassari-Olbia in tutta serenità. Chiaramente altri mali che vedono
persone davvero povere più che di effetti d'uso, povere anche, dico sempre io, povere di testa, nel senso che non hanno la lucidità, l'illuminazione per poter rispettare se stessi, rispettare gli altri. Quanto è caduto poi in Afghanistan, i 4 morti, di cui un algherese, Gianmarco Manca. Credo che dobbiamo soltanto affidarci al mistero della misericordia di Dio, perché questi sono davvero eroi, ma soprattutto sono persone che lasciano un grande segno nel patrimonio culturale e civile dell'Italia, così come auguriamo che il Signore doni consolazione a tutte le famiglie che sono in questo dramma davvero della perdita di un figlio. E noi siamo in compagnia di Don Angelo, intanto buonasera, grazie ancora una volta di averci ospitato. Questa, ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato anche con il Vescovo, una giornata importante perché oggi si festeggia per l'appunto Nostra Signora del Latte Dolce. Ma chi è Nostra Signora del Latte Dolce? Nostra Signora del Latte Dolce indica il titolo con il quale i fedeli di Sassari hanno voluto ricordare la Madonna, perché è raffigurata proprio con in braccio il bambino mentre gli dà il seno, ad indicare proprio la vita, e naturalmente questo gesto così materno vuole anche indicare che questo figlio non è destinato alla madre ma è destinato a tutti, e allora Gesù diventa il cibo per tutti gli uomini. Die pro Die. In collaborazione con Giuseppe Pala, consegna a domicilio, distributore gas in bombole, pellet e carbone, in via Vespucci, Latte Dolce, Sassari, dal 1948. Buttangas.